Un clima che, sempre più influisce nella vita delle persone, soprattutto in relazione al cambiamento climatico che è in atto. Noi il cambiamento climatico lo possiamo subire, oppure possiamo decidere di gestirlo, di provare a prevenire, provare a trovare le soluzioni per evitare che eventi climatici estremi possano procurare danni a persone e a cose. E allora, a fronte di questo, a livello regionale noi abbiamo predisposto un piano che si chiama Strategia regionale di adattamento al cambiamento climatico, che contiene obiettivi e strategie, oltre ad azioni concrete da intraprendere nei vari settori, perché il cambiamento climatico va a colpire ogni ambito della nostra vita, per cui i vari settori della regione del Veneto si stanno attrezzando e stanno appunto valutando l'attività che viene svolta in relazione al cambiamento climatico che c'è. È chiaro che la regione del Veneto non è da sola nel far questo, ma deve coinvolgere gli attori che sono presenti sul territorio. In primis i comuni, non solo, perché poi ci sono anche gli enti di governo piuttosto che le associazioni di categoria, che insieme possono studiare quelle che sono le azioni da intraprendere nei contesti operativi.